Darei quindi la parola per la relazione al Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dottor Franco Jacob, che ringrazio. Sì, ringrazio lei, Presidente, e gli onorevoli componenti della Commissione bicamerale per questa audizione che riteniamo assolutamente importante, soprattutto in questa fase storico-politica di riforme e quindi anche di riflessioni sull'ordinamento dello Stato e anche sulla permanenza, come è stato detto, di alcune forme particolari quali sono appunto nell'ordinamento statale il sistema delle autonomie speciali. Voglio portare anche il saluto del collega Presidente Ardizzone della Sicilia che per ragioni di salute improvvise ha dovuto disertare questo incontro a cui ci teneva molto e del Presidente della Valle d'Aosta, Giorgiano della Valle d'Aosta, che per ragioni politiche stanno ridefinendo accordi politici di maggioranza e quindi è rimasto bloccato in quella regione. La nostra relazione consta di una parte illustrativa generale e poi di una parte per la quale rispetto ad una serie dei quesiti posti ogni regione, ogni consiglio regionale ha specificato la propria posizione ovviamente relativamente ai quesiti. Vorrei dire innanzitutto che a lucro di tempo le relazioni sia del Presidente Falcucci, che saluto assieme ovviamente a tutti i suoi colleghi presidenti e consiglieri della Corte dei Conti, che del consigliere Chieppa sostanzialmente hanno inquadrato e direi quasi esaustivamente trattato quelli che sono i temi che fanno parte anche della relazione che abbiamo predisposto come coordinamento di Presidenti delle Assemblee legislative e del Regione sullo speciale delle province autonome, ritrovandoci in gran parte rispetto a quello che è stato fermato. Dall'incontro che abbiamo avuto con lei, Presidente D'Alia, in sede di conferenza, abbiamo condiviso come di fatto rispetto a quello che era l'esito dei precedenti lavori della Commissione circa l'assottigliamento sostanzialmente delle competenze delle autonomie speciali riferite agli effetti dell'approvazione del titolo quinto al tempo, siamo passati oggi ad una nuova opportunità, stante la riforma costituzionale in corso, che sostanzialmente riconosce, direi quasi a questo punto riprende il tema delle autonomie speciali nel confermare l'articolo 116, primo comma, fissando di fatto l'esistenza e quindi la permanenza del sistema di autonomie speciali nell'ordinamento statale. Chiaramente noi siamo convinti che le ragioni della specialità, che hanno profili differenti a seconda di ogni singola autonomia speciale, permangono e sono ancora attuali. Siamo convinti che non ci sono solo ragioni storiche e identitarie, che sono ovviamente la base fondante del riconoscimento del sistema delle autonomie speciali, ma anche con diversa intensità e articolazione a seconda delle diverse autonomie, ragioni geografiche, l'insularità ovviamente è una di queste, ed anche direi, l'integrazione con i territori transfrontalieri, il ruolo transfrontaliero. Porto un esempio riferito alla mia regione, il Friuli Venezia Giulia è stato per anni una frontiera chiusa di sistema, di contrapposizioni, ora è diventata una frontiera aperta, molto aperta, con un'integrazione, con un grado di integrazione, di prossimità e anche di diciamo, relazione con il sistema dell'ampliamento dell'Unione Europea, che oggi pone questioni assolutamente diverse, sempre originali e sempre uniche nel confronto ovviamente nella dimensione di queste relazioni. E proprio in chiave europea vorrei richiamare proprio il Trattato di Lisbona, dove di fatto vengono proprio riconosciute le autonomie territoriali locali, la potestà legislativa regionale, sono considerati elementi costitutivi delle politiche nazionali ed europee e tratto importante delle politiche di coesione dell'Unione Europea, appunto attraverso la caratterizzazione locale e territoriale del sistema delle regioni. Siamo convinti, appunto, è scritto nei testi, che gli elementi caratterizzanti della specialità è l'esistenza di fonti atipiche di rango primario e subcostituzionale, alle quali è riservata l'attuazione degli statuti costituzionali. Questo però non può avvenire come oggi con l'aggravamento procedurale
che spesso appunto porta, per le ragioni che sono state ampiamente riportate soprattutto dal consigliere Chieppa, ad un appesantimento della partecipazione e dell'attuazione delle norme statutarie relativamente alla temporalità delle discussioni e del confronto che avviene all'interno del sistema delle commissioni paritetiche. Però siamo convinti che vanno mantenuti e valorizzati questi istituti non solo di garanzia, ma soprattutto di adeguamento ed evoluzione della specialità, perché siamo convinti che questo sia proprio il luogo nel quale si può raggiungere e ottenere questi risultati. Il tema quindi della possibile riespansione degli elementi distintivi della specialità, le peculiarità delle diverse collettività, le forme istituzionali, discipline e normative proprie di ogni singola autonomia speciale, debbono trovare nelle commissioni paritetiche il luogo nel quale ovviamente si può sviluppare e riprendere il tema della caratterizzazione appunto della specialità. Però siamo anche convinti che questo modello delle regioni speciali può offrire elementi per l'implementazione di forme concrete di autonomia aderenti anche alle specifiche esigenze delle singole regioni ordinarie. Siccome nella riforma costituzionale viene mantenuto pure il 116 terzo comma, il quale di fatto apre l'opportunità anche al sistema delle regioni ordinarie, non con una generale, come diceva il consigliere Chieppa, una generale specializzazione delle autonomie ordinarie, cioè delle regioni ordinarie, ma attraverso dei processi di rapporto bilaterale responsabile tra sistema regionale e governo e Stato centrale. Ecco che l'esperienza delle paritetiche può essere utile per elaborare le forme di relazione e di sviluppo proprio di questa previsione che appunto, se mantenuta all'interno del 116 terzo comma, come abbiamo ragione ormai di considerare, rappresenta l'opportunità per lo sviluppo del nuovo regionalismo nel nostro Paese. E quindi ecco, noi crediamo che attraverso questo sistema sia possibile, rimarchiamo poi come ovviamente, e questo sarà oggetto delle audizioni successive, che so che questa Commissione ha già in calendario, le commissioni paritetiche sono poi singole ed originali per ogni autonomia speciale, quindi sostanzialmente i temi verranno poi sviluppati nelle singole audizioni, quelle che riguardano poi la specificità singola, come dicevo. Però insomma, al di là delle differenze testuali di ogni singolo statuto, che prevede formule anche diverse di intervento, di partecipazione, di livello di intervento appunto sia del governo regionale che dell'Assemblea legislativa regionale, sembra che il modello consensuale sia il modello che prevale in questo senso, anche a seguito delle sentenze ripetute della Corte Costituzionale, secondo cui le commissioni paritetiche, per quanto dotate di potere consultivo obbligatorio ma non vincolante, devono essere poste in grado di esaminare ed esprimere il proprio avviso sugli schemi di decreti legislativi che il Governo, a conclusione del proprio lavoro preparatorio, si appresta definitivamente ad adottare ai fini dell'attuazione della disciplina statutaria. Questo ovviamente per evitare o per confrontare quello che è stato l'accordo preliminare, il testo uscito dalle commissioni paritetiche, e quello che poi, come diceva il consigliere Chieppa, è il risultato di una ulteriore mediazione e riflessione che va al di là della pura valutazione tecnica dello strumento, ma che diventa di fatto una seconda valutazione politica unilaterale da parte, in questo caso, degli organi del governo, dei ministeri, dell'amministrazione centrale. Ecco, in questo senso crediamo sia importante che nell'indagine conoscitiva possano essere offerti elementi interessanti con un'audizione specifica dei rappresentanti del governo con competenza sulla materia, per comprendere proprio quale sia la finalità e quale debba essere la finalità dell'intervento degli organi del governo sulla procedura, sull'iter procedurale delle norme, dell'attuazione delle norme statutarie, perché è vero che dipende anche fortemente dalla capacità di ciascuna regione, perché è inutile, come dice il dottor Chieppa, è chiaro che esiste un accordo che ha anche natura politica fra le parti nello sviluppo del confronto in paritetica e nel successivo passaggio verso l'approvazione del governo. Però è altrettanto vero
che questo non può dipendere e non può far dipendere l'esito dell'accordo intervenuto in commissione paritetica a quelle che possono essere le mutate condizioni sia di rappresentanza governativa, ancor di più di rappresentanza politica. Al mutare della politica nel corso della procedura già avviata in commissione paritetica o conclusa in commissione paritetica, muti l'atteggiamento o muti la valutazione o si intervenga ovviamente nel cambiare unilateralmente quelli che sono i contenuti dell'accordo stesso. E quindi su questo punto il dato sicuramente va in qualche maniera riferito ad un percorso procedimentale che debba essere in qualche punto con un intervento legato alla definizione di quelli che possono essere delle procedure fissate, più garantista rispetto a quanto è oggi nella valutazione, come dicevamo, delle fasi finali poi per giungere alla decretazione. C'è il tema dell'intervento legislativo per quanto riguarda la revisione dell'ordinamento finanziario regionale e in questo caso c'è stata l'espressione anche da parte degli autorevoli auditi stamattina la necessità di riportare anche questo in qualche modo all'interno della dimensione negoziale che poi trova nella commissione paritetica la sintesi ed è ovviamente questa una parte importante. C'è il tema che poi è stato anche ribadito, la necessità o l'opportunità che ovviamente sia in qualche modo previsto o riferito all'attività delle commissioni paritetiche il tema delle intese politiche Stato-Regione. Questo dovrebbe essere di fatto l'aspetto propedeutico al lavoro poi delle commissioni paritetiche e direi la diciamo, evidenziazione e l'applicazione di quel modello consensualistico che di fatto la Corte Costituzionale e anche il Presidente Silvestri, quando ha avuto modo, Presidente Emerito Silvestri, di svolgere una lezione magistralis in occasione dei 50 anni del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ha in qualche modo evidenziato e l'ha riportato come il modello sostanzialmente a cui tendere non solo per l'attuazione della dimensione, piena attuazione della dimensione delle specialità, ma anche per un regionalismo avanzato. Modello consensuale, concertato, partecipato, che trova appunto nella definizione di un accordo politico e nello sviluppo poi nelle paritetiche della parte appunto attuativa il principio del leale rapporto tra le istituzioni, siano esse appunto Stato che autonomie locali. Quindi in questo senso credo che anche la previsione dell'articolo 39 del disegno di legge costituzionale che di fatto prevede una revisione degli statuti a seguito dell'intesa possa essere affrontato con queste forme consensualistiche e concertate, definendo anche nuove procedure per quanto attiene allo sviluppo, al lavoro delle commissioni paritetiche e ovviamente facendo tesoro delle prassi finora sviluppate e tendendo da queste ad una loro codificazione. Comunque con un obiettivo, quello che i processi decisionali abbiano in qualche modo tempi certi, risposte adeguate e anche responsabilità di intervento affidate alle parti che rendano ovviamente merito e attuazione a quelli che sono gli sviluppi e i risultati appunto della procedura consensuale e concertata tra le amministrazioni. Ecco, io chiuderei qui per lasciare eventualmente la parola ai miei colleghi se volessero aggiungere qualcosa, onde definire i propri aspetti peculiari che sono poi la ricchezza delle autonomie e delle specialità autonome. Grazie. Grazie Presidente Jacob, la ringrazio anche per averci consegnato un documento che riassume non solo i termini e le questioni oggetto della nostra indagine conoscitiva, ma anche l'opinione delle assemblee elettive delle regioni ad autonomia differenziata. Se ci sono altri colleghi che vogliono intervenire. Sì, grazie, solo così uno spunto per una riflessione finale. Credo rispetto all'utilità delle commissioni paritetiche, per questo era il tema dell'audizione, potremmo riassumere, credo, in questi termini.
fino al 2006-2007, insomma, la specialità, l'autonomia speciale, l'utilizzo anche degli strumenti è stato forse più un momento difensivo, direi anche di salvaguardia, se mi consentite, dei cosiddetti privilegi o presunti tali. È chiaro che poi la crisi economica, la necessità di partecipare alla solidarietà nazionale, eccetera, ha cambiato e sta cambiando profondamente il registro dei rapporti, anche fra le autonomie differenziate, seppur garantite, perché poi ovviamente in Costituzione è stato inserito l'obbligo del pareggio di bilancio, la partecipazione, quindi degli obblighi costituzionalmente riferiti anche al sistema delle autonomie speciali, e quindi in questo senso si apre la stagione nuova, rinnovata anche del lavoro delle commissioni paritetiche e giustamente inquadrate in quel sistema di rapporto consensuale e collaborativo che imprevedibilmente richiama la necessità a priori di un accordo politico che poi detti di fatto la strada, consolidando delle prassi, certamente non omogeneizzando e omologando né il sistema delle paritetiche né il sistema delle specialità, perché non avrebbero ragione di esistere allora singolarmente, ma riportandole all'interno di un processo che a questo punto è un processo responsabile, di chi in qualche modo chiede la partecipazione e di chi è ovviamente obbligato nel sistema paese ad intervenire, salvaguardando le proprie peculiarità e valorizzando le proprie peculiarità. Io credo che questo sia oggi il rinnovato ruolo e sistema nel quale inseriamo le paritetiche e possiamo valorizzare le autonomie ovviamente differenziate, ma come è stato rilevato io credo che il 116 terzo comma sia oggi anche una opportunità in questo Paese che è fatto di diversità, il nostro è un Paese insomma, che vive sulle diversità, che sono singolarità, che sono però anche ricchezze, le ricchezze del nostro Paese, insomma, che possono poi utilmente sperimentare in ogni singola dimensione, attraverso sempre questi meccanismi di rapporto. Io credo che noi possiamo essere maturi anche a superare la crisi e a costruire un'Italia che è comunemente responsabile del proprio futuro. Presidente, solo per dare un'informazione che nel corso dell'intervento del Presidente Jacob era emersa, noi sentiremo il sottosegretario Zanetti, che ha peraltro la delega al federalismo fiscale, il sottosegretario Bressa, che si occupa, come voi sapete meglio di me, degli affari regionali, e il sottosegretario delegato alle politiche di coesione territoriale e sociale, quindi avremo anche questo tipo di interlocuzione col Governo. Io ringrazio veramente tutti di cuore per la disponibilità e la partecipazione e dichiaro conclusa l'audizione.